Agrigento ieri ha espresso la sua vicinanza con un momento di preghiera alle vittime della Palestina, cristiani e musulmani, insieme in piazza Ravanusella. Momenti di tensione a Favara, un uomo di 52 anni si è barricato in casa minacciandosi di uccidersi, l'intervento dei carabinieri. Incontro ieri sul futuro del libero consorzio di Agrigento. Arrestato un albanese per spaccio di sostanze stupefacenti in città, controlli edili a Lampedusa per la sicurezza sui cantieri di lavoro, arrestata l'amante di Matteo Messina Denaro per complicità, sequestrata una piantagione di droga dalla Guardia di Finanza a Palermo. Approvata dalla Giunta Schifani una manovra finanziaria di circa 50 milioni di euro. Finanziati alla Sovrintendenza di Agrigento 30 milioni di euro per i restauri alla Casa Pirandello, alla Chiesa di Santo Spirito e al Santuario di San Calogero. Rino Lamendolo è stato riconfermato alla guida dell'Ordine degli Architetti di Agrigento. Il Consiglio Comunale approva la determina per i lavori per l'illuminazione al Campo Esseneto. Buongiorno, benvenuti con un nuovo appuntamento di oggi 15 aprile martedì. Ieri sera Agrigento ha espresso la propria commossa vicinanza al popolo palestinese, un momento di preghiera in piazza Ravanusella. Noi abbiamo seguito l'evento. Ieri sera Agrigento ha espresso la propria commossa vicinanza al popolo palestinese in piazza Ravanusella, al centro di un sentito momento di preghiera e commemorazione delle oltre 70.000 vittime civili uccise sotto le bombe. Oltre 150 le persone, cristiani, musulmani e non credenti, si sono ritrovate unite nel nome della pace e della giustizia. Dopo la preghiera simultanea avvenuta entrambi nella moschea e nella chiesa di Santa Lucia, i partecipanti si sono incontrati davanti all'Ulivo della Pace, al centro della piazza. Sono intervenuti tra gli altri, fianco a fianco, l'arcivescovo Alessandro Damiano e gli imam, in rappresentanza della comunità senegalese, del Centro Islamico Oltremare e dell'Associazione Marocchini in Italia. L'iniziativa è stata promossa dalle associazioni riunite nel collettivo Agrigento per la Palestina, con il sostegno dell'Ufficio per il Dialogo Interreligioso e dell'Arcidiocesi di Agrigento, della Comunità Islamica di Agrigento, un gesto profondo, umano e culturale che ha rivelato l'anima di una città viva e partecipe, capace di costruire spazi di incontro, solidarietà e impegno condiviso per i diritti e la libertà dei popoli. Un momento di preghiera per ricordare il primato della pace tra le relazioni umane e le relazioni tra i popoli. Una pace fortemente in crisi in tanti paesi della terra, tanti, tra questi Israele, Palestina, Russia, Ucraina, Sudan, Congo. È un elenco sterminato, solo che non è un elenco, sono uomini e donne, giovani e anziani e bambini morti. E allora questo grido di pace, soprattutto in questa settimana, la settimana santa, la settimana che è parasceve della Pasqua del Signore, ecco, va ricordato. Momento di preghiera oggi insieme alla Chiesa Cattolica. Momento importante della preghiera tra fratelli cristiani e musulmani per la pace in Palestina e per la fine delle guerre, del genocidio ingiustificato con l'ingiustizia. Preghiamo per i nostri fratelli. Notte di tensione, preoccupazione, per certi aspetti anche di paura a Favara, dopo un uomo di 52 anni si era barricato in casa, scagliandosi anche contro la madre, minacciandosi di uccidere, brandendo una pistola che per fortuna si è poi rivelata non vera e caricata a salve. L'intervento dei carabinieri. Notte di tensione, preoccupazione e per certi aspetti anche di paura a Favara, dove un uomo di 52 anni si è barricato in casa, scagliandosi anche contro la madre, minacciando di uccidersi, brandendo una pistola che per fortuna si è poi rivelata non vera e caricata a salve. Pistola con la quale l'uomo ha comunque sparato alcuni colpi anche all'indirizzo dei carabinieri che già nelle prime ore della sera si erano recati in Viale Stati Uniti, allertati dalla madre dell'uomo che aveva chiamato il 112 denunciando la situazione.
Immediatamente la zona tra Viale Pietronenne e Viale Stati Uniti è stata presidiata dai carabinieri della Tenenza di Favara e del comando provinciale di Agrigento. Sul posto anche i vigili del fuoco, un'ambulanza del 118 e i vigili urbani. Presenti anche un gran numero di curiosi e abitanti del quartiere allarmati per quello che stava succedendo. Dopo qualche ora la madre è riuscita a venire fuori dall'appartamento mentre l'uomo proseguiva nella sua azione minacciando anche il suicidio. Sul posto a seguire da vicino la delicata situazione anche il sindaco di Favara, Antonio Palumbo. Si è cercato di instaurare un colloquio per convincere l'uomo a desistere. È intervenuto direttamente anche il comandante provinciale dei Carabinieri, il colonnello De Tullio, ma la negoziazione non ha dato alcun esito, in quanto l'uomo non è stato per niente collaborativo. Quindi si è deciso di fare intervenire il reparto speciale dei Carabinieri, arrivato appositamente da Palermo, che intorno alle ore 6 di questa mattina ha fatto irruzione nell'appartamento di Viale Stati Uniti. L'uomo aveva la pistola in pugno e quando i militari dell'arma sono entrati nell'appartamento ha sparato anche al loro indirizzo. L'arma, come dicevamo, era caricata a salvo e non avrebbe potuto far del male, per fortuna. Immediatamente è stato immobilizzato e reso inoffensivo, quindi è stato portato in ospedale dove gli è stato eseguito il TSO. E si è svolto ieri sera presso il Circolo Empedoclea un convegno sul tema il futuro delle province tra centralità istituzionale e inutilità. Tra gli interventi quello di Achille Contino, dirigente della provincia, Francesco Pira, sociologo, Giancarlo Granata, già amministratore provinciale, Calogero Cummilia, ex parlamentare, cui ha partecipato anche il sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino. Le nostre interviste. Dottore Contino, un interessante incontro oggi per discutere del futuro del libero consorzio alla luce delle prossime elezioni di secondo livello. Allora, non parliamo di elezioni in questo convegno, ma parliamo soltanto del futuro delle province e del fatto che questo tentativo di abolizione ci siamo resi conto, e la storia ce lo giustifica, il fatto che è stato un grande errore, che questo tentativo di abolizione ha comportato soltanto costi elevati, danni sulle infrastrutture, danni sulle strade, morti sulle strade, non c'è stato nessun beneficio economico, nessun risparmio. Invece è mancata la democrazia, è mancata la libertà e sostanzialmente è mancato un ente che è voluto fortemente dall'Unità d'Italia e che doveva essere l'ente forte del territorio, in realtà è stato fortemente indebolito e adesso si spera che la classe politica attuale la possa rivalutare. Si discute oggi del futuro delle province tra centralità istituzionale e inutilità. Ne parliamo con lei che è stato già alla provincia. Sì, diciamo che abbiamo voluto fortemente portare avanti questa iniziativa assieme al dottore Contino, all'onorevole Pumiglia e a Francesco Pira, professore universitario, ognuno con la propria storia, con il proprio percorso, ma animati da questa necessità di aprire un dibattito, un confronto nella nostra provincia, partendo da questa occasione importante che sono le elezioni di secondo livello della provincia. Certamente un passo in avanti rispetto all'annullamento di quello che è stato lo spazio di democrazia rispetto a un ente che è stato per troppo tempo commissariato, ma certamente auspicando anche quello che è un ritorno poi all'elezione diretta. Noi riteniamo che le province abbiano un ruolo importante in termini di rappresentanza di un'area vasta di interessi sovracomunali che non sono soltanto le scuole, le strade, quindi la viabilità provinciale, ma anche il tema delle infrastrutture, il tema della promozione del territorio, il tema di una serie di competenze e ruoli che probabilmente è opportuno che, secondo il principio di sussidiarietà, dalla regione vengano trasferite all'ente provincia perché è l'ente più vicino ai cittadini. Quindi fare sentire l'istituzione vicina al cittadino significa dare maggiori ruoli, risorse economiche, finanziarie e anche di personale all'ente provincia. Quindi auspichiamo che questo ripristino degli organi istituzionali della provincia possano rappresentare un passo in avanti nella riacquisizione di quello che è il ruolo dell'ente provincia nel territorio. Sì, si è discusso del ripristino della gestione democratica delle province, seppure gli eletti saranno
di secondo grado, avranno un'elezione di secondo grado. Tuttavia è un passo avanti rispetto alla gestione commissariale durata dal 2013 con la successione di tante persone nominate dall'alto, dalla regione siciliana. Si tratta di capire, dopo le elezioni, in ragione anche della qualità di coloro che andranno a guidarle, se sarà possibile ripristinare il ruolo della provincia come ente di area vasta in grado di coordinare le iniziative dei comuni, di avere un progetto dello sviluppo, di intervenire sulla viabilità secondaria di questa nostra terra, se possono essere un luogo nel quale si forma classe dirigente e quindi si ripristina una voce in rappresentanza degli interessi dei cittadini. Questo è tutto da vedere, ma in ogni caso è un passo avanti rispetto a scelte del passato che sono state del tutto improvvisate, scellerate, quella di usare e utilizzare l'accetta per tagliare istituzioni importanti non in ragione di un disegno complessivo di riordino dell'assetto istituzionale del paese e della regione, ma solo con l'obiettivo del risparmio, che poi di fatto non è avvenuto, non c'è stato, perché quello che si è risparmiato sul piano del costo della politica, come si diceva negli anni passati, è stato sprecato con la mancanza dei servizi e con il decadimento delle attese dei cittadini. Sindaco Castellino, lei ha ritenuto di intervenire a questo dibattito sul futuro delle province? Ho ricevuto l'invito e non potevo non essere presente, sia per il luogo dove qui si sta celebrando questo importante convegno e sia per gli illustri relatori che lo hanno tenuto. Ho detto poco fa, è stato quasi un master. Abbiamo avuto la possibilità di ricordare non solo che cosa rappresentava la provincia negli anni passati, ma ciò che potrà diventare dal giorno 27 aprile in poi. Un ente davvero fondamentale e importantissimo di coordinamento e collante tra i diversi livelli di governo, con il governo regionale, con il governo nazionale e, perché no, con il governo europeo. Ci giochiamo davvero il futuro di questa terra e con la provincia potremo davvero svolgere un ruolo fondamentale per la crescita dei nostri territori. Sì, la rappresentazione, la narrazione che c'è stata in questi anni nelle province è di un ente inutile, tutta l'antipolitica si è scatenata stabilendo che le province erano inutili. In realtà questo voto, anche se è un voto indiretto, comincia un processo che si spera poi possa portare al voto di tutti i cittadini per eleggere i consiglieri provinciali e per eleggere il presidente della provincia. È un ente intermedio utile, è un ente intermedio importante, soprattutto in una regione vasta come la Sicilia, perché regioni che hanno 2 province sicuramente non sentono il peso di quello che è accaduto in questi anni, ma la Sicilia sicuramente lo sente. Ci auguriamo che si possa rideterminare un rispetto e una dignità per un ente che ha dato tanto al nostro paese e che potrà continuare a dare tanto. Ad Agrigento i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della locale compagnia hanno arrestato in flagranza di reato un 31enne di origine albanese domiciliato in città e regolarmente sul territorio nazionale perché ritenuto responsabile di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'uomo, fermato nel corso di un servizio di controllo alla circolazione stradale lungo la strada statale 640, è stato trovato in possesso all'interno del veicolo da lui condotto di un involucro contenente oltre 1 chilogrammo di sostanza stupefacente del tipo cocaina. La sostanza, ricoperta da uno strato di caffè, era verosimilmente occultata nel tentativo di eludere eventuali controlli. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire ulteriori 140 grammi della medesima sostanza, suddivisi in 3 involucri, oltre a 2 bilancini di precisione, materiali per il confezionamento e la somma contante di 400 euro ritenuta provento dell'attività illecita. Il materiale è stato sottoposto a sequestro. L'arrestato, al termine della formalità di rito su disposizione
della Procura della Repubblica di Agrigento è stato tradotto presso la Casa Circondariale Pasquale Di Lorenzo a disposizione per le autorità giudiziarie. Il GIP, in esito alla relativa udienza, ha convalidato l'arresto disponendo per l'uomo la misura cautelare degli arresti domiciliari. Proseguono i controlli dei carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Agrigento e del Nucleo Operativo del Comando Tutela Lavoro di Palermo, in sinergia con l'Arma Territoriale, nei cantieri edili di tutta la provincia agrigentina per verificare il rispetto delle normative e l'applicazione delle leggi in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro. A finire sotto la lente di ingrandimento, solo nell'ultima settimana sono state 10 imprese nel delicato settore edile impegnate in vari cantieri, in particolare a Lampedusa, a seguito di accurate verifiche e mirati accessi ispettivi presso quelle aziende. I carabinieri specializzati nella tutela del lavoro hanno denunciato alla competente Procura della Repubblica 10 persone, tra committenti, imprenditori e professionisti, ovvero coordinatori della sicurezza dei lavori, quest'ultimi ritenuti responsabili di non aver opportunamente vigilato sulla messa in sicurezza dei cantieri. Tra le violazioni in materia di lavoro sono state rilevate mancata installazione delle protezioni con pericolo di caduta dall'alto, pericolo di rischio elettrico per mancato utilizzo del quadro elettrico nel cantiere, utilizzo di ponteggi non a norme e attrezzature non certificate, omessa recinzione del cantiere, omessa redazione del piano operativo di sicurezza. In sede di ispezione sono stati controllati anche 21 lavoratori, di cui 1 in nero e 4 irregolari. Sono state elevate sanzioni amministrative per un totale complessivo di circa 80.000 euro. Si è provveduto così a sospendere le attività imprenditoriali di 4 imprese, impedendo alle ditte di continuare a lavorare in circostanze di massimo pericolo per la sicurezza dei propri operai. Arrestata per favoreggiamento Floriana Calcagno, l'insegnante presunta amante di Matteo Messina Denaro. Il Tribunale di Palermo, nell'ordinanza di arresto, ha sottolineato che la donna è stata una figura cardine nel mosaico del sistema di protezione del boss, lo ha aiutato a sottrarsi alla cattura e di conseguenza ad esercitare il suo potere. Ce ne parlano meglio i colleghi di Trapani. Non era soltanto una relazione sentimentale, non era nemmeno un amore clandestino, ignaro della realtà. Floriana Calcagno, professoressa di matematica a Mazara del Vallo, finisce in carcere con l'accusa pesantissima di favoreggiamento aggravato e procurata in osservanza della pena. Secondo la Procura Antimafia di Palermo è stata infatti una figura cardine nel sistema di protezione che ha consentito all'ormai defunto boss Matteo Messina Denaro di sottrarsi alla cattura per ben 30 anni. Calcagno, che tra pochi giorni compierà 50 anni, è stata arrestata dai carabinieri della ROS e dai poliziotti dello SCO. Viveva in Campobello di Mazara, dove insegnava presso l'Istituto Superiore Ruggero d'Altavilla. È legata da rapporti familiari a Franco Luppino, imprenditore campobellese ritenuto anche lui vicino al boss, ed è sposata con Paolo De Santo, considerato dagli inquirenti l'anello di congiunzione tra la rete economica e quella criminale del latitante. Subito dopo l'arresto di Messina Denaro, il 16 gennaio 2023, Floriana si era presentata in caserma raccontando di aver avuto una breve storia con un uomo conosciuto come Francesco Salsi, che diceva di essere un medico in pensione. Dichiarò di essere all'oscuro della vera identità del boss, ma quella versione ha retto poco. Grazie a intercettazioni, pizzini, immagini delle telecamere piazzate dagli investigatori, la procura ha ricostruito una relazione intensa, ma soprattutto duratura. I due si frequentavano da anni, come documentato da numerosi filmati che li ritraggono insieme in Campobello, Petrosino e Tre Fontane, dove avevano trascorso anche la vacanza estiva del 2022. In quelle immagini Messina Denaro passeggia sul lungomare con il cappello per proteggersi dal sole mentre combatte contro il tumore che lo avrebbe poi portato alla morte. Per la procura, Calcagno era molto più che un amante, era infatti una complice. Il giudice per le indagini preliminari Filippo Serio la definisce una figura chiave del mosaico del sistema di protezione del boss.
lo aiutava negli spostamenti, faceva da staffetta, veniva prelevata da scuola da Messina Denaro stesso, lo accompagnava nei ristoranti, lo ospitava nella sua casa di Tre Fontane. Nel covo del boss, in via CB31 a Campobello, gli investigatori hanno trovato calendari annotati a mano con riferimenti tipo luce, visto fly, finalmente luce, segnali che alluderebbero proprio a lei. Nei pizzini il boss usava per la donna una serie di soprannomi in codice: Sbrighisi, Acchina, Handicappata, fino al più affettuoso Luce, a tradire Floriana Calcagno paradossalmente. Laura Bonafede, la storica compagna del boss, è già condannata per favoreggiamento. Nei pizzini Bonafede esprimeva una gelosia feroce nei confronti della rivale. Regali borse come distintivo? Fuck, scriveva, riferendosi a una Louis Vuitton che sospettava fosse stata donata alla Calcagno da Messina Denaro. La Bonafede annotava con rabbia ogni incontro. Alle 11:40 ho visto Handicap uscire dalla zona chiave dritta come un palo, riferendosi proprio all'appartamento del boss, e poi ancora erano a fare un giro di prova con una potenziale auto di Handicap, perché la sua non funzionava bene. Osservazioni gelide ma puntuali che confermerebbero i rapporti stretti tra il boss e la professoressa. Le relazioni tra Calcagno e l'ambiente mafioso risalirebbero comunque a molto prima. Giuseppe Grigoli, imprenditore prestanome di Messina Denaro, ha raccontato che il boss Filippo Guttadauro, cognato del padrino di Castelvetrano, gli avrebbe raccomandato la nipote di Luppino per farle ottenere un impiego. Prima di diventare una prof, Floriana Calcagno lavorava nel settore della consulenza aziendale. Le chat intercettate con Messina Denaro, inviate appena 3 giorni prima dell'arresto, completano il quadro. Tu come stai? Che fai? Scriveva lei il 13 gennaio 2023. Un messaggio affettuoso, ma anche un'estrema prova di contatto tra il boss e una persona di fiducia, fino all'ultimo momento. A processo con l'accusa di atti persecutori nei confronti di una donna di 30 anni, lo ha disposto il GUP del Tribunale di Agrigento nei confronti di 3 donne di Porto Empedocle. Si tratta di una 62enne, una 35enne e una 46enne. Le 3 imputati compariranno il prossimo 24 aprile davanti il giudice Manfredi Coffari. L'ex vicenda risale alla scorsa estate, quando la trentenne denunciò per molestie l'ex compagno, figlio di una delle imputate. Secondo l'impianto accusatorio, le 3 donne avrebbero perseguitato la persona offesa con minacce e insulti al fine di farle ritirare la querela sporta. Operazione della Guardia di Finanza di Palermo: sequestrata una piantagione indoor di 250 piante di marijuana, avrebbe fruttato più di 200.000 euro, arrestati i 2 responsabili. Ce ne parlano meglio i colleghi di Trapani. Fiamme gialle di Palermo nell'ambito dei controlli svolti quotidianamente nell'area metropolitana del capoluogo siciliano. Hanno tratto in arresto 2 soggetti palermitani e sequestrato una piantagione di cannabis indoor di 250 piante, in particolare baschi verdi, anche in considerazione del sempre più preoccupante e crescente consumo di droghe. Hanno intensificato l'attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti. In tale contesto, a seguito di attività informativa sviluppata nell'ambito del controllo economico del territorio dell'intera provincia palermitana, i finanzieri hanno individuato una villetta isolata nelle campagne di Carini con annesso un grande fabbricato. Tuttavia l'immobile, edificato in una strada a senso unico piuttosto impervia, non consentiva le necessarie attività di osservazione e di controllo. È stato così opportuno e fondamentale, al fine di osservare e monitorare per qualche giorno ciò che accadeva nell'edificio, l'utilizzo di droni muniti di telecamere, con i quali sono stati effettuati numerosi e rapidi sorvoli in tutta l'area con registrazioni video. L'attenta analisi delle immagini così acquisite consentiva di notare come, nonostante la villetta sembrasse disabitata, fossero invece presenti 2 impianti di condizionamento sempre in funzione che servivano il locale di pertinenza. Pertanto l'accertato impiego di condizionatori in un fabbricato non utilizzato
utilizzato confermava l'ipotesi investigativa circa l'esistenza di un sistema necessario al mantenimento di piantagioni di cannabis che hanno bisogno di una temperatura costante. L'attività investigativa è proseguita con la ricerca degli utilizzatori dell'immobile e del proprietario. Le risposte più significative sono state ottenute dalla consultazione di alcuni profili social, grazie ai quali è stato possibile accertare come la villetta fosse nella disponibilità di un soggetto diverso dal reale proprietario, circostanza poi confermata il giorno dell'intervento. Visti gli elementi acquisiti, i finanziari procedevano a effettuare una perquisizione dell'immobile, constatando come in realtà all'interno ci vivesse una persona con reali funzioni di custode e gestore. Grazie al fiuto dell'unità cinofila, il pastore tedesco Mindy è stato rinvenuto all'interno di alcune buste 1 chilogrammo di marijuana già essiccata e pronta alla vendita. Nell'edificio adiacente è stata invece scoperta una ingente piantagione indoor composta da 250 piante di cannabis in vasi dell'altezza di circa 1,60 metri ciascuna, mantenuta nelle condizioni ottimali di temperature cresciute grazie alla predisposizione di un avanzato impianto di areazione, illuminazione e deumidificazione dell'ambiente. Difatti era stato creato un apposito impianto di illuminazione con lampade alogene con una potenza di impiego stimata in 50 kW, allacciato alla rete elettrica in maniera totalmente abusiva, creando un ammanco stimato in base alla crescita delle piante, calcolato dai tecnici dell'Enel fatti intervenire sul posto, in circa 30.000 euro. Il custode della piantagione è stato tratto in arresto in flagranza di reato, posto a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'intero immobile è stato sottoposto a sequestro preventivo e la piantagione estirpata per le successive analisi e distruzione. Dagli elementi acquisiti nel corso dell'attività investigativa sono emersi chiari indizi di colpevolezza anche a carico di un secondo soggetto, dall'analisi delle banche dati in uso al corpo, nonché da quanto pubblicato sui social network dagli indagati. Era infatti evidente come vi fosse un ulteriore soggetto corresponsabile insieme al presunto custode. Entrambi avevano pubblicato numerose foto e video che li ritraevano all'interno dell'immobile stesso. Non sussistendo la flagranza di reato, si è proceduto a denunciare a piede libero il secondo soggetto e ad avanzare al pubblico ministero proposta di emissione di apposita misura cautelare sulla scorta degli accertamenti effettuati. Il peso totale delle 250 piante di cannabis è di circa 75 kg che, una volta essiccate, avrebbero reso circa 25 kg di marijuana, che al prezzo di mercato attuale avrebbe fruttato ai due sodali almeno 200.000 euro. E si terrà domani alle ore 11 la conferenza stampa nei locali del foyer del Teatro Pirandello di Agrigento, durante la quale saranno presentati alcuni appuntamenti di imminente realizzazione nel contesto del programma culturale di Agrigento Capitale della Cultura Italiana 2025. Interverranno tra gli altri il presidente della Fondazione Maria Teresa Cucinotte, il direttore generale Giuseppe Parello, il sindaco di Agrigento Franco Miccichè, l'assessore alla cultura Costantino Ciulla, il direttore del Parco Archeologico della Valle dei Templi Roberto Sciarratta. Un pacchetto di misure per rafforzare la competitività delle imprese siciliane e garantire ai cittadini servizi fondamentali. È stato questo il contenuto dei 10 articoli qualificanti della manovra di 49,7 milioni di euro, fortemente voluta dal Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e approvata dalla Giunta di Governo su proposta dell'assessore all'economia Dagnino. Il disegno di legge prevede investimenti mirati in settori strategici, con particolare attenzione alla sanità, al sostegno dell'export, all'emergenza idrica, alla realizzazione di infrastrutture necessarie per il ciclo dei rifiuti. Con questo provvedimento, afferma il governatore Schifani, diamo un nuovo segnale concreto di vicinanza alle fasce più deboli della società, al nostro sistema produttivo, oltre a prevedere misure significative per affrontare l'emergenza idrica. Di particolare importanza, continua Schifani,
anche il finanziamento di infrastrutture essenziali nel ciclo dei rifiuti che ci consentono di sbloccare risorse fondamentali del PNRR. L'auspicio, continua Schifani, è che il testo sia esaminato dall'Assemblea regionale siciliana con rapidità e senza che venga appesantito con misure non necessarie. Sono certo che le norme contenute troveranno l'apprezzamento del Parlamento regionale nella sua interezza. Linea alla regia per la pubblicità. La Sovrintendenza per i beni culturali e ambientali di Agrigento ha avviato un programma di interventi di restauro e valorizzazione del patrimonio culturale della città e della provincia grazie ai fondi europei provenienti dal PNRR e dal Fondo di Sviluppo e Coesione per un ammontare di quasi 30 milioni di euro che si dovranno spendere entro il 31 dicembre 2025. Tra gli interventi principali nella città di Agrigento figurano 3 luoghi iconici della cultura e dell'identità locale: la casa natale di Luigi Pirandello, dove si realizzerà un parco attrezzato in armonia con il paesaggio rurale circostante, la casa del complesso conventuale di Santo Spirito, dove si procederà al restauro dell'apparato decorativo in stucco realizzato da Giacomo Serpotta con il contributo di specialisti del restauro di livello nazionale. Il santuario di San Calogero, oggetto di un intervento volto al restauro delle facciate, all'introduzione di illuminazione artistica e al superamento delle barriere architettoniche. Il programma prevede inoltre il recupero di importanti edifici religiosi in provincia, come la chiesa di Santissimo Filippo e Giacomo a Canicattì, la chiesa del Santissimo Salvatore a Naro, che saranno finalmente restituite alla collettività e potranno diventare nuove sedi espositive. E Roberta Lala è stata nominata dalla Presidenza di Italia Viva Nazionale commissaria del partito nella provincia di Agrigento. A comunicarlo il senatore del partito di Renzi Davide Faraone. Roberta è un'imprenditrice, in questi mesi ha seguito battaglie importanti per la sua città, innanzitutto quelle per l'acqua, per Agrigento capitale della cultura 2025, contro l'inerzia dell'amministrazione comunale e dei governi Schifani e Meloni. A Roberta e alla squadra di Italia Viva Agrigento, sempre più numerosa e combattiva, il compito di radicare sempre più il partito in città e nella provincia agrigentina. Il capogruppo di Fratelli d'Italia al Consiglio Comunale di Agrigento, Simone Gramaglia, apprezza l'avvio del cantiere per il recupero e la ricostruzione della rete idrica in città, tuttavia ritiene inopportuno che le opere iniziano da via Demetra nella zona del cimitero di Bonamorone. Gramaglia spiega: sarebbe più appropriato che i lavori relativi alla rete idrica fossero avviati più utilmente da via Crone, dove ben noti problemi di stabilità hanno imposto la chiusura al transito di un'ampia parte della strada con gravi difficoltà conseguenti per i cittadini, ricorrendo tale incombente necessità di restituire al transito integrale la via Crone e dovendo comunque recuperare la condotta idrica sottostante. È quindi più urgente che l'impresa intervenga in via Crone iniziando le opere e pertanto in tale direzione lancio un appello a Ruppi e al direttore dei lavori, conclude il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Simone Gramaglia. E l'architetto Rino Lamendola è stato confermato presidente dell'Ordine per il mandato 2024-2025. La sua lista ha ottenuto il 92% dei votanti e sono stati eletti i componenti della lista. Sono Giuseppe Antona, Baldo Benigno, Giusy Catalano, Alfonso Cimino, Melinda Drago, Maria Antonietta Di Liberto, Luisanna Gulino, Piero Fiaccabrino, Giuseppe Mazzotta, Angela Muratore, Alfredo Pinelli, Patrizia Russotto, Giuseppe Vita, Raimondo Zambuto. Il Consiglio si è insediato e ha confermato Lamendola presidente all'unanimità, poi Alfonso Cimino vicepresidente, Giuseppe Mazzotta consigliere segretario e Angela Muratore tesoriere. Si riaprono i cancelli del parco Piersanti Mattarella, già giardino inglese di Palermo. Dopo anni di lavori torna a essere fruibile al pubblico. Ce ne parlano i colleghi di Palermo.
Lo facciamo con qualche ritardo per gli effetti di un lavoro che è stato più complicato di quanto originariamente non si pensasse. Ritorniamo ad affidarlo ai palermitani perché ne possano avere cura, ma anche perché possano goderne. Immaginiamo di poter utilizzare gli spazi rinnovati anche per una attività culturale all'aperto a partire dall'estate che tra poco arriverà, ma soprattutto questo luogo, diciamo, richiama nel nome l'esperienza e il lavoro e la missione importante di Piersanti Mattarella e costituisce un po' il cuore della stessa città, e quindi noi siamo molto contenti di aver potuto fare questa realizzazione, convinti come siamo che occorra diciamo, continuare l'opera di riqualificazione di tutte le ville, di tutti gli spazi verdi della città, immaginando anche una manutenzione che possa essere efficace. Abbiamo però, e lo ripeto, l'esigenza di immaginare che i palermitani prima degli altri, diciamo, proteggano questa villa e tutti i luoghi della città. Uno spazio magico, finalmente lo riconsegniamo alla città dopo quasi 2 anni di lavori importanti. Abbiamo messo in sicurezza la villa, sistemato i viali con sistema drenante per nutrire meglio le piante, un impianto pubblico di illuminazione, impianto di videosorveglianza, insomma una villa che veramente meritava di avere questo recupero, che è stato importante perché abbiamo anche lavorato alacremente con l'università per fare in modo che gli alberi venissero tutti quanti messi in sicurezza. È stata fatta una potatura speciale, sono state poste delle liane per salvare i ficus, insomma un lavoro che secondo me i palermitani lo apprezzeranno nei prossimi mesi quando visiteranno questo luogo magico, questo Parco Mattarella. È chiaro che il lavoro che abbiamo fatto qui è un lavoro che proseguiremo anche nelle altre ville storiche di Palermo, perché è nostra intenzione fare in modo che le ville tornino a splendere tutte quante. Anche quest'anno il convegno internazionale studi pirandelliani, nella straordinaria occasione di Agrigento, capitale della cultura 2025, non avrà luogo ad Agrigento. Studenti e scuole delle province di tutta Italia, oltre che docenti e studiosi provenienti dall'Italia e dall'estero, si confronteranno dal 2 al 5 dicembre 2025 sul tema, ricordando Marta Abba, prima attrice del teatro d'arte, e i suoi successi nelle stagioni 1925-28. I lavori si svolgeranno a Palermo per concludersi al Pala Congressi di Agrigento. A tal proposito, il centro rivolge un sentito ringraziamento al direttore del parco, Roberto Sciarratta, per aver istituzionalizzato il nostro convegno, credendo nella sua valenza culturale, a differenza dell'amministrazione comunale, che non ha onorato nel corso degli ultimi 4 anni gli impegni precedentemente presi, e dalla Fondazione Agrigento Capitale della Cultura 2025. Andiamo ora a Palermo. Emergenza idrica, la rabbia dei residenti dell'Arenella, noi cittadini di serie B, i colleghi di Palermo. Cosa succede? Succede da 6 mesi, precisamente dal 7 ottobre, che ci viene interrotta la fornitura idrica. La tolgono il lunedì alle 8:30 e viene riattaccata il martedì a mezzogiorno. E non solo, che arriva anche sporca, quindi non è che subito noi possiamo utilizzarla, dobbiamo prima farla scorrere, e quindi è uno spreco, e poi iniziare ad usarla. Nel frattempo io ad esempio abito a 3° piano e mi arriva un filo, quindi non è che posso fare chissà che. Contro i bambini in gravidanza mi ritrovo a riempire bidoni, bidoncini, persone che hanno le persone allettate, disabili. Quindi dico, vediamo se è corretto, che noi vediamo lo spreco ovunque, persone dell'Arenella stessa. Noi abitiamo sotto, nella parte inferiore proprio al mare, e acqua non ne abbiamo, mentre da via Papa Sergio in poi l'acqua ce l'hanno tutti. Via Montalbo l'acqua ce l'ha, l'Acqua Santa l'acqua ce l'ha, Vergine Maria l'acqua ce l'ha. Quindi vogliamo una spiegazione a tutto questo, e non esiste che ci sentiamo dire ancora che presto la toglieranno 2 volte a settimana.
perché ci faremo attaccare per pazzi. Vogliamo l'acqua, è un nostro diritto, noi paghiamo bollette salate, perché non vengono razionalizzate le bollette? L'acqua è Coca-Cola, neanche si può pulire il bagno, ragazzi, perché si macchia pure il water, si deve fare scorrere più di mezz'ora per poter usufruire magari per i servizi sanitari. Sono spreco. Cioè è uno spreco allucinante. Ora vediamo qui la fontanella che perde, non ci pensa nessuno. Che per noi ormai ogni goccia è diventata essenziale. Un consigliere ci ha detto di munirci di motorino di ripescaggio, al che ho risposto: a parte che me lo compra lei, e secondo poi ci sono persone che hanno motorini di ripescaggio e non gli arriva lo stesso l'acqua. Questa protesta dei residenti dell'Arenella, di una parte dell'Arenella, nasce dal pesante razionamento idrico che questi residenti stanno subendo da oltre 6 mesi. Come da cronoprogramma l'acqua dovrebbe mancare dalle 8 di mattina del lunedì alle successive 8 di mattina del martedì. In effetti però sarà per la pressione bassa, sarà per altri motivi che non sappiamo, non prima di 36 ore questi cittadini possono fruire dell'acqua. Bene, passiamo all'ultima notizia che riguarda lo sport. Approvato ieri sera dal Consiglio Comunale di Agrigento la determina per i lavori di illuminazione dello stadio Esseneto. Ce ne parla meglio il collega Carmelo Lentini. Come avevamo anticipato nei precedenti servizi, è stata approvata la determina comunale che autorizza e ufficializza il finanziamento regionale per l'illuminazione dello stadio Esseneto. L'ultimo ostacolo infatti è stato superato. Adesso la pubblicazione del bando di gara per l'affidamento dei lavori. Certamente i più scettici, e non hanno torto, vogliono vedere i tempi di realizzo. Probabilmente ci vorranno mesi. Adesso comunque l'importante è che ci sia la certezza della futura posa delle Torri Faro. Ma come spesso succede non mancano le contraddizioni. Ci sarà la luce, è questione di tempo, ma quando avverrà la rinascita del calcio acrecantino? C'è chi giura che sotto la cenere sta covando un fuoco molto ardente, ma in questo momento le bocche sono abbastanza cucite. Si lavora in silenzio, si stanno portando avanti delle trattative. I campionati hanno emesso i propri verdetti per il salto di categoria, ma ci sono da disputare ancora gli spareggi play-off. A stagione completamente terminata e con l'avvio delle iscrizioni ai prossimi tornei, avendo anche le idee più chiare, si potrà stilare un programma per rilanciare il calcio agrigentino. Se il silenzio è foriero di belle novità, allora attendiamo che il sole possa sorgere molto presto. Bene, questo è tutto per TV Notizie di oggi. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre per chi ha le smart TV, in streaming sul sito www.televideagrigento.tv, il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 e alle 20 e replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto per oggi e vi auguriamo una buona serata.